qualche momento di commozione può essere capito. Sono stato tra di voi per molti anni, ricordo anche quando qui, proprio a Cappella, ricordammo Don Giovanni Pescacini. Qualcuno mi ha fatto ricordare che allora Monsignor Zaffonato, il vescovo forte, coraggioso, era stato felice che davvero la memoria di questo martire fosse così onorata. Ma io penso anche ad un altro sacerdote che a me è stato caro. Penso a Don Mario Dall'Arche. Lo ricorderò anche lui dopo, quando ci ritroveremo. Però posso dirvi che dobbiamo a lui anche quella che è stata nel nostro seminario quell'atmosfera di serenità, di gioia, di affetti che sapeva creare attorno a sé, guardando ad ogni piccolo seminarista quasi quasi con la speranza di vederlo un giorno divenire come lui, un sacerdote santo. Vorrei semplicemente ricordare a me e a voi che una comunità riflette il volto del suo sacerdote. Così la vostra comunità di Cappella Maggiore non può che riflettere la forza di una testimonianza cristiana che non può venire bene. Voi avete in voi stessi la forza che fu di Don Giovanni. Indegnamente oggi io uso questa pianeta che era sua, ma io mi sono rivestito all'esterno. Voi invece dall'interno siete stati costruiti da Lui, anche perché i vostri genitori, per quelli che sono più giovani, proprio da Lui avevano ricevuto la benedizione delle loro nozze e avevano avuto il consiglio affettuoso, semplice, umile, fraterno. Credo che sia giusto ricordare che anche i martiri sono coloro che a noi hanno lasciato un'eredità, l'eredità di una fedeltà che va portata fino a quello che umanamente è possibile e dall'altro ci viene permesso. Siamo fedeli a una memoria, fedeli ad un Vangelo che ci è stato fatto conoscere e ci è stato fatto entrare nel cuore della nostra vita, perché noi ne avessimo consolazione e sostenesse la nostra speranza. Così ha fatto Don Giovanni, così ha fatto Don Mario. Sono preti nostri, preti che voi custodite certamente con grande e profondo rispetto in quelli che sono gli affetti che hanno segnato la vostra vita, gli anni della vostra vita. Sono però, e lo dobbiamo sempre ricordare, sono un dono che Dio ha fatto a questa vostra comunità, perché un prete non viene da sé, è mandato, perché un prete non si sceglie da solo una comunità, ma ci viene perché lo mandano. Un sacerdote non nasce spontaneamente, ma perché Dio lo chiama. Un prete appartiene a Dio e Dio lo dona ai suoi fratelli, vivendo per loro egli onora il Dio in cui crede. E quando poi si dovesse trattare anche di onorarlo, guardando alla croce su cui il Figlio di Dio è salito per noi, un prete accetta anche di essere in croce. Vogliate ricordare con gratitudine i vostri preti, chi ha lasciato la sua vita per mano vile di un assassino, ma anche chi ha dato la sua vita in un continuo vivere con voi e per voi. In questa celebrazione liturgica il loro nome lo faremo perché non solo sia ricordato da noi, ma perché sia la nostra riconoscenza che lo ricorda al Signore. Grazie anche per avermi dato la possibilità di rivedervi ancora una volta. Non ve lo posso nascondere.
per me gli anni che ho passato con voi e tra di voi